Ma io faccio fare agli esperti, a me piace campo, mi metti in campo mi levi dal campo. A qualcuno ci è riuscito per levarmi e me lo sono sempre ritrovato e sono contento così. Poi nel calcio, visto che si parla dei problemi, sicuramente non era normale che le squadre, specialmente le squadre che valgono come migliori, hanno dei debiti che non so come si possono pareggiare. Purtroppo il calcio è considerato diversamente. Ma io penso che ho dato e ho ricevuto. È normale che fare tanti anni in Serie A si riceve qualche cosa, poi soddisfazioni sul campo, anche se non ho vinto niente, però la squadra sempre ha fatto parlare di sé per quello che faceva sul campo. Vincere a tutti i costi può portare a cose strane. Tutti i costi non esistono, bisogna misurarsi, giocarsela e chi è più bravo deve vincere. Vabbè, io non mi piace, io penso che il campionato nazionale fa da richiamo alla gente che lo può seguire, perché ci sono tifosi di tante squadre, se si levano 4-5 squadre non ha più senso. La speranza che il Covid finisce. Certo che durante il Covid era difficile fare calcio, avevo la speranza che finalmente si risolve il problema e posso fare quello che più mi piace. Non ci ho mai pensato di smettere, io avevo sempre voglia di stare sul campo e dare qualche cosa ai giocatori e ai tifosi. Vabbè, io l'ho avuti 10-12 anni fa e con lo stesso Florenzi, con lo stesso Barella, anche se non l'ho mai fatto giocare, si vedeva che hanno del talento e io sono contento che gente che ha del talento arriva a fare grande calcio. Magari c'era anche qualcun altro con talento e non è riuscito ad arrivare, ma non per colpe sue. Io penso che a livello giovanile l'Italia si difende, nel senso che le squadre under 15 in su hanno fatto sempre dei buoni risultati. Poi penso che il problema in Italia è che la maggior parte delle squadre sono costruite dai stranieri, quindi quei ragazzi che hanno talento e hanno fatto bene al settore giovanile hanno la strada più difficile di arrivare a fermarsi. Io ho allenato anche prima per i dilettanti e la prima possibilità, dopo 9 anni di Palermo nel settore giovanile, avevo occasione di cominciare in C2 a Licata. Il calcio oggi sta cambiando, si mette più sul piano fisico, mentre ai tempi era sicuramente calcio più tecnico. Tutte squadre prendevano 20 pillole al giorno e a me non mi sembra che per un giocatore che dovrebbe essere sano, per questo fa sport, ha bisogno di questi incitamenti. Poi è uscito che c'era doping vero, anche se poi è stato prescritto, come spesso in Italia, e si è chiusa la storia. Sulle statistiche, anche ultimi tempi, esce che Italia è il paese più dopato del mondo in percentuale. Statistiche li fanno sui controlli perché non è che lo possono dire tanto per. Quindi qualche cosa c'è e qualche cosa che non va e non si riesce a risolvere. Non parlo di calcio solo. Ma io all'inizio ero contrario, nel senso che avevo fiducia degli arbitri e capisco che non sempre si può avere fiducia negli arbitri, nessun arbitro è infallibile. Ma come penso che nemmeno VAR è infallibile, però sicuramente negli ultimi tempi aiuta a risolvere situazioni che prima rimanevano irrisolte. Vabbè, ce ne sono tanti bravi, poi il discorso di far giocare bene la squadra, sono pochi che la fanno giocare alla propria immagine e penso che l'italiano è uno di quelli che riesce a trasferire concetti che c'ha lui e non quelli che c'ha la squadra. Lui ha vissuto periodo, quando io ero a Licata, lui stava a Ribera, poi l'ha allenato un giocatore mio del Licata e quindi penso che ci ha trasferito i concetti. Ma sì, anche se in Serie A per ora ci sono altri problemi che dipendono da problemi economici, è difficile già costruire una squadra a immagine dell'allenatore. Quindi è difficile valutare, è normale che un allenatore vorrebbe misurarsi in Serie A con gli altri, però
bisogna averci possibilità, io non ce l'ho. Ho sempre lavorato bene a Foggia, nel senso che Foggia è una piazza che vive di calcio, la gente si interessa, a me interessa dare qualche cosa alla gente. Qua ci si riesce se uno lavora e uno riesce a fare quello che vuole. 4 anni in Serie A per Foggia penso che è un lusso, peccato che poi è stato interrotto. Cambiano tante cose, prima o dopo Foggia ci arriverà di nuovo.